ci lasciamo invece suggestionare dalle fasi dell'età. In realtà sono partito dalla suggestione del PT o Petei in alcune zone non così vicine alle mie di origine, ma comunque molto diffuso, è SCT o SCIAC. E per esempio la commistione che in alcuni comuni si chiamino i bambini con la parola SCT, altri con la parola PT, ma mi piace approfittarne per fare un ragionamento collegato a quanto il dialetto e soprattutto il modo di parlarlo, il prendere spunto dalla realtà, fosse molto moderno. I psicologi dell'età evolutiva, i sociologi nei decenni passati, no, hanno cominciato a dire che nella nostra società c'era questa età che separava l'infanzia dalla giovane età, si chiamava adolescenza, tema che mi ha appassionato da sempre, da un certo punto della mia vita in poi, addirittura la pre-adolescenza, no? In realtà nel dialetto tutta sta roba c'è già, perché in realtà queste parole suggeriscono una fascia d'età diversa tra loro, perché abbiamo i PT, abbiamo i CT, poi abbiamo i gnari, poi abbiamo i Zuen, poi abbiamo i Sior e poi abbiamo i Veci. Tra l'altro in un'epoca in cui in realtà il range di questa età era molto molto più stretto, perché come sappiamo bene fino nel primo dopoguerra, insomma, l'età media era estremamente molto più corta. Siamo, non dico alla metà, ma insomma quasi rispetto alle età medie che ormai stiamo per andare a sfiorare in questi decenni. E c'erano già queste meravigliose, secondo me, declinazioni dell'età dell'infanzia, e quindi i PT, Ganasita e Bel PT, era proprio la fase un pochino più piccola, poi i CT e così via, i Gnari, i Zuen, eccetera.